Grazie davvero. Grazie. Allora, io rubo ancora un minuto perché ho trovato un suo scritto che accontenta forse un po' tutti, nel senso che tocca un po' tutte le fasce di età. E lui si ricorda di tante cose di quando era bambino. Uno di questi momenti, questa fotografia l'ho riproposta in questo scritto che si intitola Pranzo di Natale. Io lo leggo come posso. Un pastore regala un agnello. Prendetelo pure, è gemello. Sua madre può reggerne uno, 2 sarebbero troppo pesanti, non li porterebbe avanti. Mio nonno gradì e lo prese. Così a Natale saranno meno le spese. Non mi resi conto all'istante, era bello, non era pesante. Lo accarezzavo e pensavo, era nostro. Disperato gli parlavo, lo rassicuravo. Dopo 2 giorni eravamo amici. Giocava, correva sempre appresso, eravamo inseparabili. Prendeva la rincorsa e mi spingeva più in là. Cresceva giorno per giorno, era sempre più grande e più forte. Natale era ormai alle porte. Sentivo nell'aria qualcosa, è arrivato il momento, è Natale. Devi anche capire, è un agnello. Capivo, non era bello. Non concepivo. I nonni sono sempre più astuti. Lo scambieremo, mi disse, ma il dubbio prevale. Non ho pranzato a Natale.